Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 17 gennaio e quali sono i destini o le prove che gli astri riservano loro. Prima però di addentrarci in questo approfondimento, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Ci trovate ovviamente qui su YouTube. Vediamo dunque cosa possono attendersi i nati del 17 gennaio e quali sono le loro prerogative o caratteristiche base principali. Ricordo comunque che per un approfondimento e per una personalizzazione chiaramente sono necessari altri dati e una indagine o una valutazione personalizzata. Questi nati nascono nel dominio mensile di Acquario, alle cui spalle appunto abbiamo Saturno. Questo Saturno, attraverso la costellazione Acquario, dona a questi nati una grande tenacia, una grande apertura verso questioni ad ampio respiro, a carattere umanitario ma sociale, e dunque ampie tematiche che coinvolgono il bene o i diritti umanitari e quanto appunto concerne il benessere a livello globale. Sono molto ben disposti verso le cose tecnologiche e portano comunque anche le caratteristiche meno positive della costellazione Acquario. Sono altresì estremamente indipendenti ma anche molto gelosi. Questa situazione è rafforzata dalla costellazione che apre il viaggio della Luna in questo giorno e che è la costellazione Toro. Toro in effetti porta o attribuisce a questi nati una grande prudenza, una grande capacità e volontà di fare, la capacità anche di essere concreti e di realizzare le loro imprese e le loro iniziative, ma nello stesso tempo una grande predisposizione ai piaceri della tavola, alle tradizioni e anche dunque a essere un po' possessivi, che si va a sommare appunto alla diciamo naturale predisposizione alla gelosia che appartiene appunto alla costellazione Acquario. Dunque questi nati sicuramente in amore sanno essere molto presenti ma anche molto gelosi del loro partner. Hanno comunque un carattere prudente, come ho detto, affabile, sono molto intelligenti e hanno una grande predisposizione per le questioni matematiche. Infatti poi è possibile che nella vita si accostino come percorso di studi alla ragioneria o economia e commercio, insomma tutte queste come dire, corsi di studio legati proprio ai calcoli e anche alle questioni finanziarie, dove sono tra l'altro forti. La loro fortuna è media alternata e l'aspetto è giovanile, il fisico robusto e resistente alle lotte della vita. Le donne sono in genere di robusta costituzione e molto simpatiche. Hanno una grande intelligenza, abbiamo detto, sveglia, ma soprattutto una grande volontà che li spinge a grandi realizzazioni dove si impegnano, ma anche a mettere a frutto quello che apprendono e a preferire studi che li mettano nella condizione di realizzare anche dei guadagni. Per quanto riguarda comunque gli studi, dovranno faticare un po' perché è possibile che vengano interrotti o ostacolati da questioni di natura familiare e probabilmente per la dipartita o la morte di un membro della famiglia un po' precoce e dunque questa cosa andrà a turbare un attimo i loro equilibri. Purtroppo è un oroscopo questo per via di queste costellazioni che sono presenti in questo quadrato di nascita e che portano un po' di incertezza sia nelle questioni sentimentali ma anche una serie di lutti purtroppo dovuto alla doppia presenza della costellazione Scorpione e in particolare in chiusura di quadrato di nascita l'accostamento e l'abbinamento di Cancro Scorpione che renderà un po' sempre la loro vita instabile soprattutto nell'ambito familiare. E in effetti una delle possibilità
maggiori e che queste persone nel momento in cui saranno felicemente, scusa, chiedo scusa, felicemente sposate, crederanno insomma che tutto stia andando per il meglio, rischiano di restare vedovi e comunque questa potrebbe essere una costante del loro quadrato di nascita e del loro tipo di influsso destinico che potrebbe spingerli a non sposarsi più e magari semplicemente convivere o restare accanto alla persona senza però ufficializzare il rapporto proprio per esorcizzare questo influsso. Per quanto riguarda comunque il tipo di lavoro che andranno a fare, è probabile che vengano impiegati all'interno di apparati o uffici di natura statale o aziende private, comunque possibilmente nel settore, nell'ambito dell'amministrazione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, ripeto che ovviamente ogni caso è singolo e va valutato in base anche ad altri fattori che sono il giorno settimanale di nascita, l'ora e il luogo di nascita che definiscono alcune variazioni su questa lettura, a volte anche notevoli. Per quanto riguarda comunque il nostro appuntamento, ci ritroviamo domani, sempre alla stessa ora, per vedere i nati del 18 gennaio. Per il momento vi ringrazio e vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale e se ancora non l'avete fatto, iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Grazie e buon proseguimento di giornata. A presto.